lo striscione e la bandierina rossa che indicano appunto l'ultimo chilometro per questi due corridori. Roberto, ecco il striscione dell'ultimo chilometro. Roberto Pagnini è nato a Vigonovo in provincia di Venezia l'8 luglio del 62, è professionista dall'85, quindi al suo quarto anno. Ha ottenuto 6 successi fino al termine della scorsa stagione, tra cui 2 tappe proprio alla Vuelta del 1987, e quindi alla Vuelta di 2 anni fa. Oltre alle 2 tappe della Vuelta ha vinto un Giro del Lazio. L'anno scorso non ha ottenuto grossi risultati, qualche piazzamento al Giro d'Italia, niente di più. Quest'anno ha lasciato la squadra nella quale militava, cioè la Gavis Bianchi, mentre vedete ancora gli uomini della Caia Rural che cercano non chiaramente di raggiungere i 2 fuggitivi che avete visto ora all'ultimo chilometro, ma come dicevamo prima di contenere in una dimensione ragionevole per il loro leader il distacco da Pagnin e da Pulido, che non vantano al momento nessuna pretesa di classifica. Ecco che ci avviciniamo al momento dello sprint. Vedete Roberto Pagnin sulla destra, si stringe i cinghietti che tengono legate le scarpette nei puntapiedi per prepararsi a dare il massimo, a imprimere il massimo della forza sui pedali. Controlla il suo avversario, è lui che comanda lo sprint, lo porta sulla sinistra. Vedete, si volta in continuazione per controllare le mosse del suo avversario prima di apprestarsi a lanciare lo sprint. Ecco che sale sui pedali, lancia lo sprint Roberto Pagnin. Non è uno sprint elegantissimo, però è efficace, è uno sprint di potenza, ed è uno sprint che, come vedete, consente a Roberto Pagnin di aggiudicarsi questa quarta tappa della Vuelta di Spagna 1989 davanti a William Polido colombiano. Quindi primo José Luis Morán, uno spagnolo, dietro di lui in maglia verde con il berretto verde è Américo Neves da Silva, portoghese, che lo sopravanza allo sprint, viaggia nel tentativo di conquistare un terzo posto. Américo Neves da Silva, portoghese. Ecco le sue ultime pedalate, quarto posto per José Luis Morán, spagnolo, dietro di lui il terzo corridore era Malcolm Elliott, il corridore che aveva vinto ieri la prima tappa riservata ai velocisti. Tutto il gruppo dietro di loro. Si conclude quindi